un programma assai con la nostra Vavriguccia d'oggi. Un'idea di creazione dava libertà in casa. L'imparare ad una canzone con Santo e con Jean-Paul. Fiore di l'aspetta. Ma di noi i nostri animalucci. I nostri appuntamenti preferiti, quello guagliucchetta di Leandro e a oggi Linda di Bolmari che ci va a studiare tutti. Per tutti quelli che so da bene. Ancora dimmi, mi garba. O Santo è capito, oggi ci parli di stagione, ma per un momento. E ora d'abre e portati a Vavriguccia. Salute caro Jean-Paul, che Salute. piacere di seguire con te. Ci campiamo, no? È vero che ci campiamo di stati di canto. Allora, oggi che hai Oggi è scelto? stato preparato una bella canzone di Ah, io? Canta Popolo Corso che si chiama Loro i nostri mesi. Magnifica sta canzone. È stata scritta da Jacopo Musina e messa a musica da Giampaolo Boletti. Giampaolo Bolese. Hanno fatto veramente un duello tra i due con questa canzone. Allora, io ti propongo di cantare la penna. Che Sì. dici? Otto presente castagne in paese fumicoso, quando cielo ne piagoso fa la nanta le montagne. Pare tutta benedioso e finite le cuccagne. Dicembre sente l'arancio che fiorisce per se piaglie, ma quando il vento radie piangono lo sbilancio. Tempo d'acqua e di niuaglie affanose e poco dancio. Tempo d'acqua e di niuaglie affanose e poco dancio. Che bella canzone! Ma hai fatto sbaglio? Aie? Ci ho arrivato 2 volte. Mi scuso. Cominciamo di già il lavoro. Cominciamo già il nostro lavoro di ritmo, di parole e di messa in piazza di canzone. Sicuramente. Continuiamo. Ah, sì. Buona, ora tocca a te, Santo. Cosa ne sai tu di stagione? Ti ne già parlato. Ie? Ma tu mi dai più a scicca, ne? Vabbè, ti sto assente. Allora, c'è un lingua Ie? che è lo principio a un mese di dicembre, a partire di 21, franca, gennaio, febbraio, sino a 20 di marzo. Dunque questa è l'inverno. La stagione di freddo e di neve. E io vigadello. Ah, ma tu un po' sta senza parlare di mangiusca. Sei impressionante, eh? Dopo c'è il verano, che è lo principio a 21 di marzo, poi dopo c'è aprile, maggio e va di giugno sino a 20. Dunque, qui sarebbe verano, dunque la stagione più dolce. Ecco. E dove sbucciano i fiori nella natura con tutti sti colori magnifici. Tutto rimbivisce. Ma va a scappare il vento. E allora? Tu sei troppo sentimentale. Ma di la verità, no? Buono. Dopo c'hai l'estate, che è lo principio 21 di giugno, franca luglio, agosto e compie 20 di settembre. Hai rimarcato che si tratta sempre di 20 e di 21, che è per via di un solstizio d'estate e d'inverno. Oh, tu sei un bel cervello. Buono, e dopo per compie c'avemo l'autunno, o guadime, che è principio 21 di settembre, franca ottobre, novembre, per compie 20 di dicembre. E tanto qui si tratta di l'equinozio di verano e d'autunno. Ecco. Buona, allora ora abbiamo appena come te. Da 21 di dicembre sino a 20 di marzo, siamo in... Siamo d'inverno, la stagione più fredda. Bravo, E io ti sto assente. anche io ti sto assente. Da 21 di marzo sino a 20 di giugno, siamo in... Siamo in verano, la stagione più dolce dove tutta la natura rimbivisce. Da 21 di giugno sino a 20 di settembre. E siamo d'estate, è un periodo più caldo dove ci sono i leoni. E per compie, da 21 di settembre sino a 20 di dicembre. Siamo d'autunno, o di guadime. Beh, la stagione si può dire più serena. Sai, mica un passante di ragionare. Ma anche io mi campo a sentire di va al professore. E se tu permetti, Awa, ti propongo di fare una piccola pausa, andare a farci un piccolo doc a te e a imparare a disegnare un'agola. Tocca a te.
un'agula. Per riesce un'agula ci vuole un bicchiere d'acqua, pinnelli, una mina, pittura dall'acquarella e a carta di disegno traccia 2 linee a un foglio guamina, una in larghezza in mezzo a falire, l'altra in lunghezza a passera, disegna un capo d'un'agula a un foglio. Fa un icco a un po' un occhio. Ciò la copre o disegno san usare. Ammulia un foglio con un pennello incrociato. Metti i colori poco a poco, ne? Si può scegliere parecchie sfumature di un stesso colore, poi fa lo stesso con un altro. Ora, pustilo, torna a fare i contorni di un disegno. Poi fa altri modi come la ti pare. Per compiere, lampa appena di pittura nanta un foglio con un pennello fuori di un disegno e soffia pianarello da sparglia pittura. Fa lo stesso con altri colori in 2 delle altre parti di un foglio. Gli è bene? Ora tocca a te. Ah, senti, uno stortulano che volta con noi, che piace? Vi ritrovati? Avete visto? Avete visto? Bultando con il vasetto. Cosa vasetto di fiori? Di fiori, perché manca appena i fiori. Hai ragione, a noi ci piacciono i fiori, coloriti come questi. Allora, senti, sai che oggi facciamo una canzone di canta un popolo corso che si chiama L'ore dei nostri mesi e non so come che se te conosci. La conosco, Ma ti posso parlerà cantare a te in con più, voi? Bella sicura, allora ci ha piaciuto Per una quello via. mi ha cambiato di un'idea. Ah, yeah. Ma io sente la ginestra che sbucchia per lo pugnale, inzeppisce fiuminale, verdigedia la campestra. La gelli sparge anulale, si spalanca la finestra. La gelli sparge anulale, si spalanca la finestra. Bravo, ma canti proprio Fro. Poi, arrivano i professori qui. Ah, ma comunque... La canzone non è mica l'aria, ma la canzone. Ah, canzone. Continuiamo a scoprire questa canzone? Allez. Allez, continuiamo qua oggi. Abbiamo dato un'idea. Yeah, d'accordo. A stu senta vileta, calpidia da merendella, a notte sempre di stelle di ulcezza veneta. In cuore di lesidelle c'è un fiore che l'aspetta. In cuore di lesidelle c'è un fiore che l'aspetta. Chi s'enterano i mesi di la prossima stagione, 2 piante raviglione con le sue speranze appese, e basteranno le canzoni per guarire tutte le offese, e basteranno le canzoni per guarire tutte le offese. Che bella melodia di noi. Allora, io vi propongo di fare una piccola pausa e andare a trovare un altro appassionato di musica.
ti luce, a te fratello d'altri paesi, nada la luce, fiore che sbuccia, sopra dei rodi l'offesi, chi angeli si distrugge, da sorridi accesi, ci porterò chi su messaggio per tutti quelli che so da bene e di l'antico ma io rimora e di la bene una ibe ora. Tu si ribelli di più forti che la milizia e napigliasi, l'ombra di la cattiva sorti ti segui dagli anni già so, già miseria e morti che s'appiccano ridoba si portaro che suo messaggio per tutti quelli che so da bene e di l'antico a Ibremora e di la bene una ibe ora. Ti mando qui le mie speranze, quello di loro bene sta, quando smarrì da violenza, un giorno può dare campo, per suminare le dolenze, un fiore di libertà, ci porterò che suo messaggio per tutti quelli che so da bene e di l'antico a Ibremora e di la bene una ibe ora e di l'antico a Ibremora e di la bene una ibe ora. Noi ci campiamo, santo. E da continuare il nostro programma, oggi ora andare a scoprire un animalone. E noi, scusate, ma continuiamo a mangiare a nostro sottiolino. Delizia. Da delizia. Odite, a sapete ciò che è Zanzibar? È un gruppo di Zuluci di l'Oceano Indiano. C'è un salvatico tremendo gulà e i scimi gulobi rossi stanno solamente in una voristuccia a non da una di stisoli. Sti scimi sono i più bellini del pianeta. Di regola stanno in arbori e si vedono poche mica in tattara. A sua coda lunghissima l'aiuta un cascà quando li saltano da un albero o a guid'altro. Gli piace la compagnia come a tutti i scimmi. Campano in famiglia di 50 scimmi certi volti. Stanno in foresta vita a mezzo ad altre razze di scimmi, come per esempio i scimmi turchini. Sti due razzi sono erbivori, vuol dire che li mangiano piante e frutti. Senti, Rosina, Nanzu, parliamo di fiori. Ma e conosci stagione per piantare i fiori? Ah, ne conosco mica tutte, ma non tocca mica a me a conoscere, sei tu l'ortolano. Vabbè, che c'è una pena. Oh. Ma sai, è vero che ne conosco parecchie. Allora, so franca, a Diabù è piantata tanti e tanti fiori. Un cimbalino. Andiamo piano, che a te ti recuperano. Allora, le ravanette, i spinaci e i cipolle si piantano d'inverno. Ma questi mi parli di legumi, io voglio sapere non i fiori. Di verano pianti i limoni, le mandorle e le fraule.
e ora mi parli di frutta. Beh, così impari. Ma a mo domanda, mica che io voglio sapere non te i fiori. D'estadina pianti e guarracocche, i miloni e l'ua. E a me l'ua è quella che mi garbo più, perché con l'ua io... Non ti vergogni mica, mu capito, infine. Dopo, dico a Gimme tanto pianti. I caulufiori, le carote e i pommi per fare la suppa. Ma sei una vera gioca, tu. E di fiori non se ne parla mica. Senti, Francine, abbiamo da fare i legumi. E tu vuoi che ti parli anche di fiori? Ma a mo domanda a me era non te i fiori. Eh beh, ne parleremo un'altra volta. Buona, attenzione. Pronta? Pronta. Chi si pianta d'inverno? D'inverno, allora, e rawanette, i spinaci e le cipolle. Brava! E di verano? Di verano si piantano i limoni, le mandorle e le fraule. Eh beh, vedi quando è tu boli. Io ti sto assente, non faccio mica come te. Ma anche io ti sto assente. Chi si pianta d'estadina? Allora, d'estadina, io e tu che si piantava l'ua, si piantavano i miloni e si piantavano le guarracucche. E a sai che io con l'ua... Oh, ma hai da continuare con che? Buona, buona. Riflettiva, ciò che lui si pianta di Gimme. Allora, dimmi, pensiamo che cominciamo a fare appena minestra. Ci sono le garode, Ie. i gaulifiori Ie. e i bommi. Ma aspetta mica quello. Hai visto? 20 non t'abiti, tutto giusto. E io ti sto assente da giuetto. Vabbè. Invece che tu di fiori, non me ne parli mica. Senti, Francine, adesso sei franco con te. Abbiamo da fare. A ridare i legumi e tu vuoi che ti parli anche i fiori? Boh, allora, ora che famo? Eh beh, allora io penso che tu puoi, da sola, piantarti i fiori, non hai più bisogno di me, me ne posso andare all'orto. Ma vuoi ridere o che? Santo! Oh, santo! Ma che ciocca! Allora, a chiamare un amico Leandro, forse che lui me ne può parlare appena di fiori. Salute, caro Leandro! Salute! Come va? Vabbè, e tu? Vabbè, mi trigavo di diamati perché chiestone con te mi piacciono assai, sai? Anche io. Oggi ti diamo perché chi voleva sapere appena se tu avevi supereroi preferiti, volevo che tu ce ne parlassi appena. Beh, io sai, per dire la verità, non sono mica fan di supereroi, ma conosco quelli che più gli piacciono più. Allora, chi conosci? Beh, Spider-Man, l'uomo ragno, dopo c'è Batman, l'uomo toppubinudo. Dopo, quando ero gioco, mi piaceva i Tortue Ninja. Sei guppolate strane, ma brave quantunque. Yeah. Allora, dunque, le Tortue Ninja, dunque sei guppolate e poi dino che? Beh, mi piace Schtroumpf e mi piace anche Awa. E se noi abbiamo appena d'altri personaggi che a ti piacciono a te? Beh, Lucky Luke, Tintin. Dunque, Tintin di noi, ma c'è un personaggio di noi che ti piace assai, sai già capito è? Di un piccolo indiano. Yakari. Allora, contaci appena la storia di Yakari. Chi è questo personaggio? Beh, è un personaggio, è un indiano che vuole vivere in armonia con la natura. Ah, appena come te, tu sei mica un indiano, ma campana natura in armonia, mi pare che ti piace assai, perché chi ha lezioni di pedre, conosce assai fronde, assai zozule naturali. Ne è vera? Allora, parlaci appena dunque di Yakari, come l'hai scoperto su piccolo personaggio qui? Beh, infatti era un scagno di web e non sapevo mica chi fa. E dunque, beh, qui che ho conosciuto Goldorak, Yakari e altri piccoli
su Ramos. Allora, giusto appunto, abbiamo visto, so che tu hai parecchi libri adattati in lingua corsa. Abbiamo Yakari in lingua corsa. Questo si chiama Yakari e Agulamayo. Agulamayo. E poi chi hai, Dorna? Dopo abbiamo Tintin. Ah, e chi ti ha udito, lui? I due Yagastafior. Dopo abbiamo Asterix, Gira e Volta a scuola. E poi chi leggi, Dorna? E dopo l'ultimo è Gaston Lagaffe. Dunque, un'altra adattazione in lingua corsa. Yeah. E allora, se lui ce n'è uno che ti assomiglia appena, quale sarebbe? Piuttosto Tintin, mi piace. Perché? Beh, mi piace le avventure in cui Capitan Haddock. Ah, e la cavano disgrazie o compiono sempre le storie? Compiono sempre me. Ah, di banco, no? È meglio. Niente. C'è una storia che ti è piaciuta più con altro di Tintin? I due di Gastafior. Ma sono proprio delle letture di supereroi, perché Tintin è un eroe amoroso, di noi. Niente. È stato un piacere di parlare con te, torna oggi. Abbiamo scoperto assai libri con te, tutte queste adattazioni, tutti questi personaggi. Mi facciano sognare, sai? Anche a me. Anche a te? Allora sono contenta. T'abbraccio di cuore, Leandra, a presto? Anche io, alle a presto. Buona, sapete che ora è giunto il mio momento preferito. È molto cantare la canzone da San Lazana. E ma la conosci, manco? Bella, sicura che la conosco. E poi penso quelle parole, ma i zitelli di noi che ci hanno seguitato potranno cantare sempre a noi. Cantate abbastanza forte, Ottobre sente castagne in paese fumicoso, quando gelo nebbiagoso fa la notte alle montagne. Pare tutta bene dioso e finita le cuccagne. Pare tutta bene dioso e finite le cuccagne. Dicembre sente l'arancio, chi fiorisce per se piadie, ma quando il vento tradie, pia perdono lo sbilancio. Tempo d'acqua e di liuadie, affanose e poco d'ancio. Tempo d'acqua e di liuadie, affanose e poco d'ancio. Ma Dio sente la dinestra, chi sbuccia per lo budiale, inseppisce fiuminale per digheggia la campestra. La geli sparge anulale, si spalanca la finestra. La geli sparge anulale, si spalanca la finestra. A ostosenta vileta, calpidiata merendella, a notte s'empie di stelle di dolcezza veneta. In corre di lesidelle c'è un fiore che l'aspetta. In corre di lesidelle c'è un fiore che l'aspetta. Chi s'enterano i mesi di la prossima stagione, due piante raviagione con le sue speranze attese, e basteranno le canzoni per guarire tutte le offese, e basteranno le canzoni per guarire tutte le offese. Che canzone che abbiamo cantato oggi, è veramente un gioiello. Per guarire tutte le offese. E per guarire tutte le offese. Una magnifica poesia di Jacopo Fusina e una magnifica musica di Giampaolo Boletti. E io mi sono accampata con voi tutti. E noi, no? Avete visto?
Sì. Ma hai visto come passa da furia oggi? Non si vede passare in un lampo. Un lampo. Ma quantunque la nostra fabbriguccia è compia per oggi, ringraziamo tutta la nostra squadra tecnica. Oggi ti abbracciamo di cuore, ci regalo di ritrovare per una prossima fabbriguccia e nel frattempo, abbracciamo, Va bene. a vederci.